Buongiorno da Loreo, conclusa la 23esima Sagra del Pane di Loreo, che è una celebrazione di tradizione e continuità. La sagra, che si è svolta dal 10 al 18 giugno 2024, si è conclusa con successo, portando al centro della scena la tradizione della panificazione e l'importanza del pane nella cultura locale. Organizzata dalla Proloco di Loreo, l'evento ha coinvolto l'intera comunità, offrendo una vasta gamma di attività che hanno celebrato gli antichi mestieri, la musica, l'arte e la tradizione culinaria. Ascoltiamo alcuni interventi degli illustri ospiti, tra i quali il sindaco di Loreo Moreno Gasparini, il presidente della Coldiretti Carlo Salvan, il presidente della Proloco Diego Siviero, l'assessore regionale Cristiano Corazzari e a rappresentare la provincia il sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli. Io devo sempre ringraziare la Proloco, tutti i volontari, la protezione civile, ma tutte le persone che danno il loro contributo per far sì che siamo arrivati alla 23esima sagra della festa del pane, e è sempre stata, e lo è e lo continuerà a essere, oltre ai principi sani che sono stati sottolineati da Sua Eccellenza prima, come ha detto il Presidente Diego nell'omelia. Siamo comunque un popolo, un territorio agricolo, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è da lì che vengono le nostre radici, è da lì che viene il nostro sostentamento, è da lì che è partito un popolo con tanti episodi anche nel recente passato che hanno comunque toccato le famiglie, hanno toccato le persone e hanno fatto sì che il solito rimboccarsi le maniche di territori come il nostro, come è il Polesine, come è il Delta del Po, come è Loreo e tutti gli altri comuni che ci circondano, persone che non si sono perse d'animo, e l'agricoltura è stata sostentamento non solo nel recente passato, ma è stato un po' il filo conduttore della cultura dei nostri territori. La festa di Loreo è una delle prime a cui io ho partecipato quasi ormai 5 anni fa come presidente di Coldiretti, e ci torno sempre molto volentieri. A maggior ragione in un'occasione, in un momento storico come questo, e consentitemi di fare, oltre che dei ragionamenti filosofici, anche qualcosa di più concreto, dove ricordiamo e celebriamo una materia prima e un prodotto della trasformazione importantissimo che si trova praticamente in tutto il mondo. Anche se oggi si registrano riduzioni dei consumi di pane in quanto tale, e al tempo stesso purtroppo abbiamo anche tutta quella serie di vicende legate ai cereali che in qualche modo ci fa un po' preoccupare. Ecco, allora anche le parole che Sua Eccellenza prima ha espresso vorrei che fossero tutti un richiamo a tutti noi, produttori agricoli, amministratori, cittadini, consumatori, nel stare attenti a valorizzare sempre meglio e sempre più quello che è un prodotto tipico, quello che è un prodotto del nostro buon saper fare, anche di carattere di Made in Italy. La celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin, ha rappresentato un momento di raccoglimento spirituale e comunitario. E ora riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Siate coltivatori di sementi e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.